Buongiorno Leandro Maggi, buongiorno da Adria, siamo nel glorioso Teatro Ferrini, il teatro più antico della città di Adria e siamo con il direttore artistico, anche il responsabile Marco Doatti. Buongiorno, ci vuole spiegare dove siamo, in quale bomboniera per quanto riguarda i teatri, che è questo teatro straordinario? Sì, qui siamo proprio nella piazza storica della piazza Casellati, ex Buzzolla, in cui dal 1914, anno di inaugurazione di questo teatro, si svolgono attività teatrali. È nato appunto come punto di unione tra l'interdetto nel 1909, il vescovo Anselmo Rizzi nel 1914 dona le stalle del vescovado per erigere questo teatro a favore dei ragazzi della gioventù adriese. Quanti posti è questo teatro? Questo è 150 posti. Cominciamo dall'entrata di questo storico teatro, ricordando che dal 2 di ottobre ricominceremo le attività con i The Beatles Mania, uno spettacolo concerto totalmente innovativo che ci riporterà nella storia della musica e dei Beatles. Entriamo. Qui siamo nella nuova biglietteria del teatro, dove saremo autonomi completamente nella vendita dei biglietti. Per il momento il martedì e il giovedì dalle 5 alle 7 c'è il servizio di biglietteria. Qua invece entriamo nella platea, dove si vede proprio la bomboniera, le caratteristiche del tardo Liberty di questo teatro. Questi 150 posti sono divisi nella platea e nella galleria. Questo teatro qui non ha, come vedete, i palchetti come i soliti teatri, perché il vescovo proprio voleva che la comunanza non ci fossero diversità sociali in questo teatro, ma tutti fossero insieme a godersi lo spettacolo. Qua siamo davanti al palcoscenico che, come vedete, non è molto grande, ha un proscenio di circa 8 metri e all'interno ci sono 30 metri e 20 in profondità. Lo stile, come vedete, è totalmente Liberty, con questi motivi che ricordano il Liberty, un tardo Liberty, ed è tutto contenuto. La particolarità che dicevamo, come sentite anche come parlo io, non c'è bisogno di microfoni perché la stessa struttura del teatro è una cassa armonica. Non avendo fondamenta, viene sostenuto la cassa armonica fatta completamente di legno, questo palquet che praticamente fa la cassa armonica perfetta per il suono, quindi non c'è problema di amplificazione, ma l'artista viene sentito per il valore che ha, quindi il rapporto col pubblico e il valore determinato dalla prestazione dell'artista e il pubblico che la sente è veramente profonda e intensa. Per sottolineare proprio questo fatto che i maggiori artisti internazionali che si sono esibiti in questo teatro decretano questo teatro con la sua magia, per la sua sonorità e per la sua cassa armonica. Marcin Dilla, il più grande chitarrista al mondo di chitarra classica, è stato qui nel 2018 e ha scritto che questo teatro è magico per suonare. Tra le associazioni che vi danno una mano? L'associazione principale che attualmente gestisce, di fatto organizza il teatro dal punto di vista della sicurezza e dell'organizzazione dei spettacoli, è la Sofferini Onlus, che è proprio una serie di persone appassionate di questo teatro che si sono messe insieme per sostenerlo dal punto di vista organizzativo, perché gli impegni, la burocrazia e l'organizzazione del teatro è complessa, pertanto le persone che sono appassionate di questo teatro si sono messe insieme per sostenerlo. Questa è una cosa bella. Poi collaboriamo innanzitutto con l'amministrazione, in particolare con la Proloco, di cui siamo partiti con questa avventura proprio facendo anche la vendita dei biglietti attraverso la Proloco, e è nata questa collaborazione che sta continuando a tuttora. Sottolineiamo che è uno dei pochi teatri che ha anche i camerini per gli artisti, è decisamente un teatro straordinario. Dopo il Covid, come siete riusciti a coinvolgere il pubblico e che tipo di spettacolo avete fatto? Allora, ovviamente l'ultimo spettacolo con presenza di pubblico risale al 22 febbraio del 2020. Il 2020 per questo teatro doveva essere l'anno dell'esplosione, diciamo, dal punto di vista di manifestazioni ed eventi, con 50 eventi già programmati in tutta la stagione 2020. Ne abbiamo realizzati purtroppo solo 5, dopodiché abbiamo dovuto, ovviamente per esigenze pandemiche, chiudere come tutti gli altri teatri.
Nel frattempo noi nel giugno del 2020 abbiamo fatto i primi concerti online, streaming, con 2 concerti con un notevole successo, con circa 7.000 visualizzazioni in diretta. Quindi abbiamo continuato comunque a proporci e a non rimanere fermi, e l'estate ci siamo poi inventati l'Arena Casellati per poter fare all'esterno ciò che non potevamo fare con i biglietti già venduti all'esterno, in maniera da poter comunque fare gli spettacoli programmati e già venduti. Siamo nella galleria superiore, il foyer del Teatro Ferrini, e stiamo per accedere appunto alla galleria. Ecco, una domanda, ma come si sostiene economicamente il teatro? Bella domanda. Questa domanda in questo particolar modo è grazie agli amici artisti del Teatro Ferrini, che offrono i loro spettacoli gratuitamente e per beneficenza al teatro, finché l'attività potrà essere ripresa al 100%, in cui noi potremo godere di tutti i nostri 150 posti ed avere il nostro pubblico sempre in sold out, che sostiene sia evento che struttura. Ringraziamo naturalmente Marco Doati, ringraziamo il Teatro Ferrini che ci ha ospitato. E che dire, Marco, lunga vita al teatro? Certamente sì, speriamo bene.